Lo scoglio maggiore è, come è noto, la richiesta di risarcimento dove insomma, è stato accertato che il Comune di Padova non deve risarcire assolutamente nessuno. Poi c'è questa sentenza un po' particolare, cioè nel senso che lascia aperta la possibilità, dal mio punto di vista, che la Regione riveda non il posto, perché il luogo, direi, nonostante qualcuno dica il contrario, ma sinceramente la Commissione che ha fatto le valutazioni proprio negli scorsi mesi ha bocciato la proposta della passata amministrazione che è quella di Padova Ovest, quindi le uniche due proposte che rimangono e la Commissione tecnica che ha deciso è quella dell'aeroporto e quella di Padova Est. Il TAR ovviamente non poteva prendere atto di una commissione tecnica che è avvenuta e ha sancito questo successivamente al ricorso, ovviamente alla presentazione del ricorso. Quindi cosa dice il TAR? Trovatevi con la Regione e con gli enti e anche con Finanza Progetto e individuate quella che è l'area più pertinente. Il Comune ha già dato l'indicazione, l'area pertinente è quella di San Lazzaro e là c'è poco da scherzare, anche perché è un'area di proprietà dell'amministrazione, 280.000 metri, 120.000 che andremo a acquisire a breve, mentre quella di Padova Ovest, l'acquitrinio di Padova Ovest, è una zona che non era di proprietà dell'amministrazione, sarebbe stata espropriata, quindi con lungaggini burocratiche, quindi anche quelli che dicono che sono tempi persi, io dico sono tempi guadagnati perché di là non c'era nulla, qua invece abbiamo la proprietà dell'area e se dovesse trovare la Regione un accordo con la società, quella finanziaria, potrebbero partire anche a brevi i lavori, quindi io penso che la sentenza in definitiva è molto dalla parte del Comune e della Regione e dopo hanno voluto insomma, dare un piccolo contentino, diciamo così, anche alla società, quindi riammettendola la possibilità quindi che partecipi al progetto. In realtà io penso che l'area di Padova Ovest è veramente bocciata definitivamente. E il TAR ha dato ragione al Comune anche nel ricorso per la nuova organizzazione comunale. Quello è importantissimo perché si è messo in dubbio un modello organizzativo che secondo me è vincente ed è stata una cosa che ho voluto io fortemente da neosindaco di Padova, cioè può funzionare un comune se c'è un'organizzazione di tipo verticale. Prima c'era un'organizzazione tipo orizzontale, quindi passa ballottaggio continuo di responsabilità da un dirigente all'altro. Invece i modelli che funzionano, lo dico francamente a tutti, anche il PD che ha fatto questo ricorso, perché ovviamente quello che interessa il PD è bloccare l'attività dell'amministrazione. Quello che funziona non è il loro modello di tipo insomma, cooperativo, diciamo, ma il modello che ho importato io, che porto a Padova io, che è quello di tipo verticale, gerarchico, dove c'è il sindaco, il direttore generale, dei dirigenti che sono responsabili di quello che fanno e responsabili delle aree e dei settori. Quindi direi un'importante vittoria che sancisce la buona fede e la validità del progetto dell'amministrazione di Padova.